Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Salute e Benessere, Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Aldo Savoia, che è direttore della struttura operativa complessa di igiene degli alimenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Mamma mia che titolo lungo, direttore, sì. SOC, Dipartimento. Intanto buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno anche agli spettatori. Ecco, dottor Savoia, si sta avvicinando il giorno in cui si riaprono le scuole e quindi si pensa non solamente alla didattica ma anche all'alimentazione dei ragazzi, dei bambini che appunto si fermano a mangiare in mensa. Bene, parliamo di controlli. Possono stare tranquilli i genitori? Che cosa viene fatto? Che lavoro c'è a monte? Anche per vedere che effettivamente i nostri figli, i nostri ragazzi si nutrano nella maniera corretta e mangino cibo di qualità. Beh, la ristorazione collettiva, sì. Di cui la ristorazione scolastica in particolare è un argomento molto delicato, molto complesso. E questa complessità deriva dal fatto che noi vogliamo che quello che viene offerto in questi contesti, nel contesto scolastico in particolare, sia di qualità praticamente paragonabile a quello che è il pasto che viene offerto a casa. E lo sforzo delle amministrazioni, della scuola, anche di tutti i soggetti, anche della sanità naturalmente, è quello di conferire proprio qualità a questo momento. Lei mi ha chiesto se i genitori possono stare tranquilli. Diciamo che dal punto di vista della qualità igienica... Cioè bisogna tranquillizzare i genitori dal punto di vista dell'igiene... Ma dal punto di vista della cosiddetta sicurezza alimentare, sì, dell'igiene, oggi possiamo dire che tutte le imprese di ristorazione collettiva sono organizzate in modo da scongiurare qualsiasi problema di carattere, non so, tossinfezione alimentare, infezione questo tipo, che ormai non si vede da un bel po' sul nostro territorio. Vero è che c'è ancora qualche episodio di infezione virale, ma i virus abbiamo capito che sono ormai di difficile governo, sì, no? Lo stiamo capendo. Questo succede anche a livello di malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Però diciamo che dal punto di vista qualità, questo tipo di qualità igienica, possiamo stare tranquilli come genitori. Quando parliamo delle altre qualità che classicamente noi distinguiamo in qualità nutrizionale, organolettica e poi qualità di servizio nella ristorazione collettiva, lì il discorso si fa un pochetto più complesso, un po' più articolato, proprio per la complessità del lavoro che sta dietro alla preparazione di un servizio e alla gestione di un servizio di ristorazione collettiva. Allora, la qualità, abbiamo detto la qualità igienica, sostanzialmente no problem. Sulla qualità nutrizionale è un campo sul quale noi come aziende sanitarie, come dipartimenti di prevenzione e come servizi ci stiamo molto spendendo. Questo anche a livello di Direzione Centrale Salute. Infatti recentemente, in linea con tutta una storia di sensibilità della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti della ristorazione collettiva, abbiamo redatto delle linee guida per l'esternalizzazione dei servizi di ristorazione collettiva. E questo aiuta sicuramente la componente nutrizionale. Quindi cosa vuol dire? Ecco, ci riassuma alcuni aspetti di queste linee guida, noi no? abbiamo Perché è interessante capire. Fornire, certo, noi abbiamo cercato di fornire alle amministrazioni, agli enti, ai soggetti, teoricamente, ma anche in pratica, volendo anche a dei privati che volessero, soggetti privati, anche aziende per esempio che gestiscono la ristorazione aziendale, abbiamo dato una serie di strumenti in queste linee guida, strumenti anche molto tecnici naturalmente, che permettano di puntare a una maggiore qualità nutrizionale e organolettica del servizio offerto, dando l'opportunità, dando una sorta di cornice entro la quale poi l'ente, quindi la cosiddetta
dico una parolaccia, la stazione appaltante, cioè l'ente che dà in appalto il servizio, che esternalizza il servizio di ristorazione, può scegliere una serie di criteri in base ai quali aumentare la qualità del servizio offerto. Per esempio, il comune può decidere di andare oltre quello che già i criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente individuano come criteri essenziali per questo tipo di servizio, andare, non so, fare in modo che vincano le ditte di ristorazione che offrono prodotti locali o del commercio equosolidale e via dicendo. Quindi arrivare a un livello di qualità nutrizionale che conservi, che non dia solamente nel momento in cui i bambini, nel caso specifico, mangiano, che non dia solamente la componente calorica, per cui un bambino è a posto perché è energeticamente a posto, ma dà una maggiore qualità anche per gli aspetti, diciamo, di sostanze protettive che vengono date, quindi la giusta quantità, un pasto equilibrato, la giusta quantità di frutta e verdura, non solamente quindi di macronutrienti, ma anche i micronutrienti, le vitamine, i sali minerali, tutte quelle sostanze protettive, quelli che vanno tanto di moda, sì, gli antiossidanti. Gli antiossidanti, certo, ecco, ma sono già presenti se uno segue un'alimentazione corretta, li trova direttamente nei cibi, in sostanza. Esatto, e noi dobbiamo pensare che la ristorazione scolastica in particolare è un momento strategico e questo gli enti l'hanno capito, anche la politica l'ha capito. Sì, perché va al di là, cioè socializzazione, perché è un momento per stare insieme, per socializzare e poi anche per tutto un insieme di fattori, no? Mangiare insieme. Esatto, esatto. E quindi questo supporto, diciamo, è un qualche cosa che noi abbiamo dato, al di là di quelli che sono i controlli che ordinariamente vengono fatti dalle aziende sanitarie che fanno quello che possono, perché non è che abbiamo... Anche se magari tante volte, no, per un bambino vedersi capitare una vaschetta con dentro... questo è il problema. Questo è il problema, sarebbe... Il problema è che noi vorremmo appunto... la cosa migliore è che magari almeno riuscire, no, sul posto... Se si riuscisse, ma in realtà ci sono dei comuni, dei comuni che stanno facendo dei passi indietro su questo, stanno tornando alla gestione diretta, non tanto alla gestione diretta, quanto alla somministrazione diretta, quindi cottura espressa e somministrazione immediata. Mi è capitato di vedere bambini mangiare delle cose che tipicamente i bambini non mangiano, verdure, legumi, che tendono un pochetto, anche se noi dobbiamo anche come genitori continuare, no? Continuare, perché poi i bambini mangiano delle cose delle quali sono abituati, noi dobbiamo continuare a proporre, no? Fare queste proposte. E mi è capitato di vedere quando ci sono le cucine espresse, cioè quando c'è il cuoco lì che dà in qualche modo anche la sua professione, ma dà proprio anche il suo amore nei confronti del suo lavoro e del contesto nel quale lavora, fanno mangiare delle cose incredibili. È diverso quando ti arriva il vassoietto modello. Io la prima volta che ho mangiato nel vassoietto è stato il primo viaggio in aereo che ho fatto tanti anni fa e mi hanno presentato sta cosa. Sì, è chiaro che il monoporzione cosiddetto è proprio triste. Allora è una cosa che... Le cose non avevano sapore, perlomeno tutte allora, lo stesso, diciamo che identico. La ristorazione collettiva, le imprese hanno fatto passi da gigante, però purtroppo la qualità della tipologia, quella che noi chiamiamo tipologia C, cioè dalla monoporzione, la qualità è decisamente inferiore. Dal punto di vista nutrizionale, perché perde comunque, più passa il tempo dal momento in cui il pasto è preparato, più vanno a perdersi tutti gli elementi nutrizionali, i micronutrienti. E poi diventa proprio anche organoletticamente, cioè dal punto di vista proprio del sapore, dell'appetibilità. Quindi il bambino, anche se dico, la qualità di questo tipo, comunque anche di questo tipo di produzione è migliorata negli anni, comunque il bambino poi va incontro a, come dire, frustrazioni, ecco. Per cui è anche un suggerimento che do agli enti, alle amministrazioni. Cerchiamo di tornare o alle piccole cucine centralizzate, se possibile, sempre gestite dalle imprese di ristorazione collettiva che fanno un gran lavoro, che cercano di dare un lavoro sempre più, dare sempre un'offerta più di qualità. In modo tale da accorciare i tempi per la consegna, no? Questo aiuta anche
alla seconda parte della risposta che le volevo dare, quella del controllo. È molto più semplice per un ente controllare sì, i requisiti che erano definiti nel capitolato d'appalto, quando abbiamo una piccola cucina, abbiamo un piccolo contesto nel quale, rispetto a un centro cottura, dove indubbiamente la cosa diventa più complessa. Ecco, un altro aspetto, dottor Savoia, che proprio la ristorazione collettiva combatte tra l'altro anche la povertà alimentare, no? Certo. Questo è anche un modo per aiutare. È un modo per contrastare le diseguaglianze, no? Sappiamo, i dati ci dicono che la povertà sta crescendo, sta aumentando. Il Covid, la pandemia non ha aiutato per niente. E povertà alimentare significa non accesso a un cibo sano, sicuro, sostenibile, cosa che noi riprenderemo nel piano regionale della prevenzione per i prossimi 5 anni, come gruppo di lavoro, come tavolo di lavoro e come direzione centrale della salute, e quindi garantire un pasto equilibrato molto spesso è garantire a molti bambini l'unico pasto equilibrato della giornata. Quindi si parla si è passati negli ultimi anni da un 10% di povertà assoluta a un 14% di povertà assoluta, e questi sono dati dell'Istat dell'altro giorno. Quindi in questo senso credo che sia importante, ecco, anche il nostro supporto agli enti per dare questa opportunità di un pasto sano, sicuro e sostenibile ai bambini. Bene, siamo già giunti al termine. Vede, il tempo proprio vola in questa trasmissione. Tempus fugit. Sì, proprio, tempus fugit proprio. E non posso fare altro che ringraziarla per essere intervenuto alla trasmissione, quindi salutiamo il dottor Aldo Savoia, che ricordiamo essere direttore della struttura operativa complessa di igiene degli alimenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Grazie per essere stato con noi. Grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere a martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.